I miei amici hanno tentato una carriera a casa nostra, ma la grande maggioranza se n'è già fuggita a Londra. L'altra grande minoranza il coraggio non ce l'ha di riempirsi la valigia e scappare di città. Progressi e le strade fatte, Sassari e le brigate. Abbiamo i pastori e ci aumentano i prezzi del latte. Monumentali come un bastione, Sardegna è una nazione e questa qui era per le nostre zone. Una voce unica, come un pensiero comune. Se l'unione fa la forza allora forte sarò. Questa terra io proteggerò, tutti i miei fratelli sardi abbraccerò. Una voce unica, come un pensiero comune. Se l'unione fa la forza allora forte sarò. Questa terra io proteggerò, tutti i miei fratelli sardi abbraccerò. Noi vorremmo che ci fosse pagato bene il prodotto per il valore che ha e non avremo bisogno di nessuna assistenza. Qua noi siamo fermi al 1980 con questo prezzo dell'acqua. E non è possibile. Il mangime negli anni 80 era a 15.000 lire. Oggi è 30 euro un mangime buono. Abbandonare tutto, stiamo un fallimento enorme, compreso. Tu ci pensi che Babbo tu crocchiati in suo baracco in cui prima adesso. Sperando che voi si stalla, si vai a mezz'ora, si vai. Oggi ti trovi in un mondo civile, in un mondo moderno, a dover abbandonare perché non riesci a viverci. È brutto. Ma insomma io dico di non arrenderci, molti dicono che non otteniamo niente, invece questo movimento secondo me, l'ho anche detto tra la massa, deve restare sempre unito a informarci e difenderci il nostro mestiere, perché i nostri politici si vergognano a dire che la Sardegna è un'economia fatta di pastori sardi, si vergognano a dire che abbiamo 3 milioni di pecore. Vengono a dirci che produciamo molto. Ma io ho fatto queste strutture che ho fatto, devo rimanere con 100 pecore. Come faccio? Non mi paga neanche la luce. È una tanca tu vioria, è una veste de panno. Io quando sono qui mi sento bene, quello che sto male è che quando mi tocca andare a rimproverare questi politici di darmi i diritti che mi devono dare. Tornate indietro, pastori, che devono uscire le macchine dei passeggeri vengono lasciate passare tranquillamente. Siamo sottoposti al comando dei veterinari da 10 anni, con la scusa della lingua blu, però non pensano che la lingua blu e le altre malattie sono tutte quante importate da fuori. Questo non lo dice nessuno. È per esportare la nostra roba sana che non si può. Per importare qualsiasi porcheria già va bene tutto. Sono tremati questi animali, guarda! Questo è il benessere animale, guarda il moccio, guarda! E qui arriva il bestiame da tutte le parti del mondo, la mondezza, e la vendono per carne sarda. Che nessuno si illuda che noi si diventi il factotum delle riserve indiane, perché se qualcuno ha voglia di fare impresa turistica la faccia, ma noi siamo pastori! Pastori sardi! Pastori sardi! Pastori sardi! Pastori sardi! I pastori saranno più forti a lavorare, tutto non possono pezzo di merda! La carne, il latte, tutto ciò che noi produciamo è tutto a zero. Noi siamo poveri in canna, quello che dico è lui. Condividimi dalla nostra piccola rappresentazione.
fra un po' i pastori macelleranno. E cosa macellano? Macellano agnelli cosa? A 2, 3, 4 euro. Questo non è possibile. Abbiamo chiesto che venisse conservato l'orecchio all'agnello, perché così si poteva stabilire se era un nostro agnello o meno. Bene, anche questo hanno fatto. Noi chiediamo che nei porti vi sia controllo, chiediamo che nei porti vi siano le autorità, quelle veterinarie, quelle che rompono i coglioni a noi, che vanno a rompere lì. Basta la portazione! Basta! È del nostro vino! Mandiamoli via! Circondate il palazzo! Circondate il palazzo! Nessuno deve uscire! Nessuno deve uscire! Nina na na pizzina